In occasione dell'Open Day qui al Liceo Artistico Giulio Romano di Mantova abbiamo avuto modo di mostrare agli alunni che hanno partecipato a questa giornata e ai genitori degli alunni le nostre attività laboratoriali. Quello che noi proponiamo come liceo artistico sono il graffito, specificatamente per questo laboratorio, il mosaico, il bassorilievo e il calco in gesso. Sono tutti lavori che noi eseguiamo con i nostri ragazzi e proponiamo anche per progetti esterni, per cui questi lavori sono anche spendibili sul territorio mantovano. Abbiamo avuto modo anche di restaurare i murales a Rivalta sul Mincio. Sono tutte attività che noi nell'ambito dell'offerta formativa per l'alternanza scuola-lavoro proponiamo molto volentieri alle associazioni sul territorio e ai comuni del territorio mantovano. Il professor Gelati, a partire dall'anno scorso, ha avuto un'idea splendida ed è stata quella di portare all'interno di ambienti molto caratterizzati e caratterizzanti del territorio mantovano diversi artisti, anche questi mantovani. L'idea è stata davvero molto interessante. I nostri ragazzi hanno contribuito in vario modo, producendo a volte filmati, a volte allestendo queste mostre, oppure predisponendo una serie di elementi grafici che potessero poi pubblicizzare queste attività. Per cui tutti questi lavori che i ragazzi hanno potuto portare avanti sicuramente li hanno arricchiti da un punto di vista non soltanto legato a quelli che sono i contenuti tipici che vengono espressi nel nostro ambito scolastico, ma anche con quelli che sono così le potenzialità dell'ambiente circostante con i quali i nostri poi devono continuamente confrontarsi. Per cui un'attività bellissima, speriamo di poterla continuare anche l'anno prossimo perché abbiamo visto che i frutti raccolti sono davvero notevoli. Per quanto riguarda invece il nostro liceo, sostanzialmente si sviluppa con un primo biennio dove i ragazzi hanno la possibilità di verificare un pochino tutte quelle che possono essere le potenzialità del nostro liceo, visto che ci troviamo con 5 indirizzi. E il terzo anno poi scelgono quale è l'ambito che magari può così accontentarli maggiormente oppure possono sviluppare meglio tutte quelle che sono le loro capacità creative. Per cui questi 5 indirizzi che si allargheranno tra qualche anno ad un sesto, sono appunto l'ambito pittorico, l'ambito architettonico, l'ambito dedicato al design, l'ambito dedicato alla grafica, un ambito dedicato alla multimediale e poi questa nuova diciamo così, linea che è stata inserita che è dedicata alla scenografia.